siamo molto preoccupati per il nostro sistema socio-sanitario, e sottolineo la parola socio perché è una particolarità veneta quella di un sistema così fatto, che ha funzionato bene. Sono stati proprio gli amministratori locali, sindaci, assessori, consiglieri comunali, ma anche sindacati e associazioni a portare le loro preoccupazioni all'assessore regionale Emanuela Lanzarin e al direttore dell'area sanitaria della regione Veneto Domenico Mantoan nell'incontro organizzato dall'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana. Il rischio che vengano modificati o vengano a mancare quei servizi territoriali finora garantiti alle fasce più fragili è ciò che in un momento di riforma del sistema sanitario veneto più preoccupa chi ogni giorno è a stretto contatto con i cittadini. Se vogliamo che ci sia meno gente che passa e che sta in ospedale, il servizio deve essere dato dove sta, cioè a casa o comunque vicino a casa, e su questo punto magari è quello nel quale ci può essere più difficoltà a dare bene, a rispondere efficacemente a quello di cui le persone hanno bisogno. Che non sia l'attenzione solo concentrata sullo spendere meno, perché se lo spendere meno in qualche modo compromette il servizio, questo ci preoccupa. E nel sistema, avverte Maria Rosa Barazza, si sentono già i primi scricchiolii. Tutto legato alle risorse ovviamente, quindi è ovvio che qualche criticità già si manifesta. La sfida futura è quella dell'assistenza agli anziani e le formule organizzative contenute nel nuovo piano sociosanitario pensiamo possano dare le risposte necessarie. Così il direttore dell'area sanitaria della Regione Veneto Domenico Mantoan, che spiega poi come le idee debbano essere messe in pratica dalle persone, e qui sta la seconda sfida. Il piano è basato sui distretti, sui 26 distretti. Abbiamo dato enormi competenze e responsabilità ai distretti, dobbiamo trovare le persone giuste che vadano a dirigere i distretti. E a proposito di assistenza sul territorio, tra le osservazioni portate durante l'incontro, quella di chi chiedeva a che punto fosse il progetto della medicina di gruppo integrata. L'idea di un team per l'assistenza primaria rimane, ha chiarito Mantoan, ma quella formula contrattualistica è superata perché non è riuscita a dare i risultati sperati. Dobbiamo, ha continuato, a trovare altre soluzioni come quella dell'accreditamento o di team multiprofessionali in esternalizzazione. Il medico di medicina generale rimane sempre il punto di riferimento delle cure primarie, delle cure territoriali, intorno a lui ruotano tutta una serie di servizi, lui deve essere in grado però di ricoprire il suo ruolo di gestore di tutta una serie di servizi al servizio della cronicità e della fragilità.